sono all'ascolto di Radio Padania Libera, ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, che oggi dedicheremo alla questione dei trucchi di quelli che Libero chiama i finti profughi per provare a ottenere asilo politico. I clandestini che non ne hanno diritto si inventano le motivazioni più assurde, chi mente sulla nazionalità, chi si finge gay, chi sostiene di essere perseguitato dai diavoli e dai cannibali, e i legali, gli avvocati, le provano tutte. Qualcuno aveva già tra l'altro messo in luce il business dell'avvocato, l'avvocato di fiducia, che è anche l'avvocato d'ufficio, che è un giro d'affari parallelo a quello della questione profughi. Un migrante ha sostenuto perfino di essere fuggito dopo essere stato assalito da un orango, un altro di aver disertato per stare con la nonna. Sono le casistiche infinite, visti che i numeri sono corposi. Sono le casistiche infinite e bizzarre di cui si occupa oggi Tommaso Montesano sul Libero, ma parleremo anche di derivati, perché ha ammesso oggi, la cifra probabilmente non è semplicemente quella di 3 miliardi all'anno, ma lo ha ammesso la direttora del debito pubblico presso il Ministero dell'Economia, la dottoressa Maria Cannata, che da anni si occupa di debito pubblico, che spendiamo 3 miliardi come minimo all'anno per i derivati, cioè per contratti finanziari che sono stati firmati negli anni scorsi. Dal 2008 non ne sono stati più firmati, dice la dottoressa Cannata, ma che comunque continuano a manifestare i loro effetti non positivi per le casse pubbliche. L'Italia paga più di tutti gli altri paesi europei per tutti questi strumenti di finanza derivata, o meglio di scommessa o di protezione. Secondo alcuni sono premi assicurativi che si pagano per proteggersi, secondo altri sono scommesse finanziarie. In ogni caso, che sia l'una o l'altra cosa, l'Italia paga molto più di quanto paghino gli altri stati europei. Sulla questione dei derivati poi puntualizziamo qualcosa anche alla luce dell'inchiesta della Procura di Trani, di cui non si è occupato più nessuno, che coinvolgeva Standard & Poor's e Morgan Stanley, due banche d'affari e società di revisione e di valutazione del rischio dei paesi vari, che sono state oggetto dell'attenzione della Procura di Trani in relazione anche ad alcune manovre speculative, chiaramente speculative, sulla finanza italiana, finanza pubblica naturalmente. E poi magari, se facciamo in tempo, torniamo su una questione relativa a ciò che abbiamo detto ieri, Farinetti e l'Expo permanente di Farinetti a Bologna, ne abbiamo parlato ieri. L'Expo che inizia l'1 vede Farinetti Dominus del Padiglione Italia, ma qualcuno qualche tempo fa aveva ricordato altre cose a proposito di Farinetti, meno simpatiche, alcune fiduciarie che erano state usate anche da esponenti dell''ndrangheta, due società che controllavano il 60% della sua holding di Farinetti. Ne aveva parlato parecchio tempo fa Gianni Barbacetto, parecchio fino a un certo punto, il 13 gennaio scorso sul quotidiano Il Fatto. Ma andiamo con ordine e vediamo anche la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Temiamo 10.000 vittime per il terremoto in Nepal, 22 gli italiani irreperibili, oltre 4.300 le vittime, ma ha detto il premier nepalese, ne temiamo appunto 10.000. Colpite 6.600.000 persone, 1 milione di senza tetto. Nella notte repliche del 4° grado della scala Richter, morti 4 italiani, rintracciati 18 connazionali su 40 irreperibili, pertanto 22 sono gli italiani irreperibili. Il premier nepalese ammette i soccorsi sono stati inefficaci e c'è il rischio di epidemie. Mentre Baltimora negli Stati Uniti è in fiamme, i neri in rivolta dopo il funerale dell'afroamericano Freddie Gray, morto dopo l'arresto. E la terza notizia dell'ANSA ha a che fare con la legge elettorale, l'Italicum, Renzi alla prova del 9 in aula, alla Camera. Prima conta per il governo, si votano a scrutinio segreto le pregiudiziali di costituzionalità. Un'altra notizia di prima pagina sull'ANSA di stamani riguarda invece i Marò. La Corte Suprema in India ha rinviato il ricorso a dopo il 1 luglio. Oggi solo casi possibili applicazione della pena di morte. La Corte Suprema indiana ha deciso di rinviare a dopo le vacanze estive che terminano l'1 di luglio tutti i casi iscritti oggi, compreso l'avvio della discussione del ricorso dei fucilieri di marina italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone contro la polizia investigativa, la NIA indiana. I giudici esamineranno 15, solo alcuni casi riguardanti la possibile applicazione della pena di morte. La decisione del presidente dell'Aula 3 della Corte Suprema di rinviare l'esame ha riguardato non solo il caso dei fucilieri di marina italiani, ma tutti i 25 che dovevano essere discussi oggi. Mentre per il derby della Mole
Sono 6 al momento le persone arrestate, 15 quelle denunciate per le violenze del derby di Torino. Lo ha precisato la questura di Torino, che sta proseguendo le indagini, in particolare sulla bomba carta che ha ferito una decina di tifosi. Le immagini visionate dalla polizia sembrano confermare l'ipotesi che l'ordigno sia partito dal settore dei tifosi juventini. Verrebbe esclusa la possibilità che l'ordigno fosse stato fabbricato da simpatizzanti del Torino, già pronti 16 DASPO, cioè divieti di accesso allo stadio per i tifosi cosiddetti. Gli arresti eseguiti dalla Digos della Questura di Torino sono stati 4, 3 all'interno dello stadio, 1 nelle vicinanze, 2 invece quelli eseguiti dai carabinieri, il primo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nei pressi dei tornelli dello stadio, il secondo per aver tentato di scavalcare la recinzione settore est. Delle 8 denunce per invasione di campo, 6 vengono dalla polizia, 2 dai carabinieri, che hanno anche denunciato 4 persone per accensione di fumogeni. La polizia ha anche denunciato un tifoso juventino per possesso di fumogeni, sanzionando amministrativamente uno steward per aver favorito l'ingresso irregolare nell'impianto di un tifoso della Juve. Restano 2 al momento i tifosi del Torino deferiti all'autorità giudiziaria per il coinvolgimento nel danneggiamento del pullman della Juventus. La gravità dei DASPO già pronti, conclude la questura di Torino, sarà amplificata dalla presenza di eventuali recidive. E poi c'è una notizia breve che viene dall'Africa, dalla Nigeria per la precisione, trovati centinaia di corpi decomposti, anche di bambini. Si sospetta che le vittime siano state uccise dai terroristi islamici di Boko Haram. Centinaia di corpi decomposti, compresi quelli di donne e bambini, scoperti da un comitato governativo inviato ad Damasak, nello stato nigeriano del Borno, dopo che la città è stata riconquistata dall'esercito regolare. Lo riporta il Daily Trust. Si sospetta che le vittime siano state uccise dai guerriglieri islamici di Boko Haram. E a proposito di islamici, foto a Roma e a Milano coi messaggi dell'ISIS, dello Stato islamico: siamo tra voi in attesa dell'ora X. L'ISIS a Roma e a Milano: siamo nelle vostre strade. Circolano da ieri sul web foto con messaggi minacciosi a firma dello Stato islamico sullo sfondo di alcuni luoghi simbolo italiani a Roma e a Milano. Pura propaganda, jihad della parola, dice all'ANSA una fonte dei servizi di sicurezza, secondo cui non ci sono nuovi concreti elementi di allarme. La vigilanza è sempre massima. Le foto, alcune delle quali pubblicate dal quotidiano romano Il Tempo, circolano su account Twitter di sostenitori dell'ISIS. La direttrice del site Rita Katz le ha pubblicate sul proprio profilo. Un account in particolare, quello di un tunisino fanatico del califfato, la cui reale pericolosità è al vaglio dell'antiterrorismo. Un account è stato analizzato. Siamo nelle vostre strade, siamo ovunque, stiamo localizzando gli obiettivi in attesa dell'ora X. Questi messaggi, scritti a penna su foglietti dalla stessa persona che scatta la foto, sullo sfondo diversi scorci dal Colosseo al Duomo alla stazione di Milano, immortalati anche mezzi della Polizia di Stato e della Polizia Locale, sempre di Milano, fermate della metropolitana e tratti autostradali, la Milano-Venezia, le uscite di Dalmine e Trezzo sull'Adda e bandiere dell'Expo. Sui foglietti anche una sorta di logo del califfato. In un caso, sotto alla scritta Islamic State in Rome, appare anche la firma Omar Mokhtar. È il nome di un leader di Al-Qaeda, ma Omar al-Mukhtar è anche il leone del deserto, il famoso eroe nazionale libico che condusse negli anni '20 la guerriglia anticoloniale contro gli italiani. Molti si ricordano quando Gheddafi, giugno 2009, arrivò in Italia mettendo in bella mostra sulla sua divisa proprio la foto di al-Mukhtar, simbolo della resistenza libica impiccato dagli italiani. Chiunque sia l'autore di questi messaggi, scrive l'agenzia ANSA, per l'intelligence italiana questa è pura propaganda, guerra psicologica, saturazione a buon mercato dei media occidentali. Saremmo stupidi a dire che non c'è allerta, soprattutto alla vigilia di importanti appuntamenti come l'Expo di Milano, dice una fonte dei servizi italiani. Infatti la vigilanza è ai massimi livelli, nessun segnale è tralasciato, ma non ci sono nuovi concreti elementi di allarme. Siamo al jihad, alla guerra santa della parola, dicono
i servizi. Da parte dei simpatizzanti dell'ISIS o di altri disturbatori c'è la consapevolezza, dice la fonte dell'agenzia ANSA, che un qualsiasi messaggio siglato Stato Islamico e postato sul web ha un'immediata cassa di risonanza sui mezzi di comunicazione, e ciò che sta avvenendo da mesi. Dunque sicuramente c'è grande effervescenza sui siti, sui social. Da parte degli apparati di sicurezza c'è un profondo monitoraggio, nessuna sottovalutazione, ma un conto sono i messaggi su internet, un conto i pericoli reali, dice la fonte dei servizi di sicurezza interpellata dall'agenzia ANSA. Detto questo, veniamo ai temi del giorno e a questa indagine, diciamo così, sommaria indagine sulla questione dei profughi e dei trucchi dei finti profughi in Italia. La scappatoia principale, puntualizza oggi Tommaso Montesano su Libero, è quella di rifiutarsi di sottoporsi a fotosegnalamento. In questo modo l'immigrato clandestino che desidera utilizzare l'Italia come transito per raggiungere un altro paese europeo va incontro a una semplice denuncia del valore né più né meno di una semplice contravvenzione, dice Gianni Tonelli, segretario del SAP, il sindacato autonomo di polizia, che lamenta l'assenza di mezzi coercitivi. Del resto la denuncia, poiché è presentata ai danni di chi non fornisce generalità né tantomeno ha con sé documenti, la denuncia è di fatto carta straccia. In tal modo il migrante, in attesa di essere espulso, visto il collasso dei centri di accoglienza, viene spedito in struttura privata, priva di vigilanza, dalla quale potrà scappare indisturbato dopo poche ore, libero di trasferirsi altrove. Per i clandestini che invece desiderano rimanere in Italia, la via maestra si chiama richiesta di asilo politico. E qui c'è il discorso che in 3 settimane bisogna avere risposta, secondo la legge, passano mesi, a volte anni, come nel CARA di Mineo già dal 2011, se vogliamo prendere come riferimento la famosa estate delle primavere arabe e conseguente flusso di quell'epoca nel 2011, il primo massiccio flusso. In ogni caso c'è gente che poi è rimasta per anni, perché nei centri poi le varie Coop, Onlus, eccetera, ci guadagnano. Più rimane il migrante, più ci guadagni, ovviamente. Il CARA di Mineo è stato esemplificativo di questa storia. In ogni caso la via maestra è quella di richiedere l'asilo politico per chi vuole restare in Italia. Gli immigrati in tal caso si sottopongono volentieri al fotosegnalamento e si lasciano anche prendere le impronte digitali. Da quel momento per loro inizia la trafila per ottenere lo status di rifugiato, il che consente, in nome delle presunte persecuzioni subite per motivi di razza, religione, nazionalità o per l'appartenenza a un determinato gruppo sociale ed etnico, come recita la Convenzione di Ginevra, il che consente, dicevamo, ai migranti di mettere in moto un meccanismo che consentirà loro, nella peggiore delle ipotesi, di restare comunque in Italia per 5 anni, a spese dello Stato. Per la maggior parte dei richiedenti asilo scatta infatti il gratuito patrocinio. Gli avvocati che vengono d'ufficio destinati loro, che costano naturalmente anche questi alle casse dello Stato. Un giro d'affari che nel 2013, ultimo dato, ha superato i 60 milioni di euro, quello del gratuito patrocinio, gli avvocati. Poi ci sono i 30-40 euro al giorno spesi per mantenere ciascun richiedente asilo nei relativi centri di accoglienza, i cosiddetti CARA, centri assistenza richiedenti asilo, da cui comunque ci si può allontanare in ogni momento, al contrario dei centri di identificazione e di espulsione, fino al giorno in cui non si esaurisce l'iter per l'accettazione o no della domanda. Ormai sono tutti siriani, si lascia scappare il segretario del SAP, il sindacato autonomo di polizia, Gianni Tonelli, perché i clandestini sanno benissimo che il presupposto principale per ottenere asilo politico è la provenienza. Più il paese d'origine è famoso per la privazione della libertà personale, magari con l'aggiunta di un conflitto bellico, maggiori sono le possibilità che la domanda vada a buon fine. Non è un caso che nel 2014 le richieste d'asilo siano più che raddoppiate, hanno superato quota 64.000, un numero molto alto che impedisce alle commissioni territoriali delle prefetture di evadere le domande rispettando i termini di legge. I termini di legge sono 3 settimane per rispondere alle domande d'asilo, 21 giorni, massimo 90 per i casi più complicati. Lo scorso anno però soltanto 36.330 domande
sono state esaminate sul 64.000 presentate quell'anno, ma poi c'erano gli arretrati degli anni precedenti. Anche questo è un problema, quello dell'arretrato, che si accumula rispetto alle richieste dell'anno in corso. Dal punto di vista dell'immigrato è il minore dei mali. Una volta respinta la richiesta, in media dopo 7 mesi, chi perde può fare ricorso e naturalmente può restare in Italia grazie al permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Poi, nel corso dell'iter, prima di arrivare all'ultimo stadio del Tribunale Civile o della Giustizia Amministrativa, il TAR, il migrante ha sempre la possibilità di aggiustare e correggere la versione dei fatti che ha esposto in precedenza con l'aiuto di avvocati specializzati in materia. Il gioco generalmente vale la candela, l'ottenimento del permesso di soggiorno per asilo politico che dà diritto alla permanenza nel territorio italiano per 5 anni. Permesso rinnovabile e che permette anche di presentare richiesta per incassare il permesso europeo per soggiornanti di lungo periodo. Poi ci sono le protezioni invece più soft, la sussidiaria, 3 anni di soggiorno, e l'umanitaria, che garantisce un solo anno. I legali ricorrono alle motivazioni più disparate in questo tentativo di rincorrere il permesso di soggiorno per asilo politico o quello sussidiario o umanitario. 5 anni il primo, 3 anni il secondo, 1 anno il terzo. Un migrante, per esempio, ha fatto sostenere o ha sostenuto tramite il suo avvocato, ma è più facile magari che sia stato l'avvocato, diciamo così, ad asseverare ciò che il migrante ha sostenuto, comunque ha sostenuto di essere fuggito dalla Nigeria dopo essere stato assalito da un orango. Motivazione abbastanza fantasiosa in un paese nel quale ci sono degli esseri viventi molto più pericolosi degli oranghi, cioè i terroristi islamici di Boko Haram. Un altro ha raccontato ai giudici di essere stato minacciato da un cannibale. Non si contano i casi in cui alla base della richiesta d'asilo ci sono presunte persecuzioni subite a causa della propria omosessualità. Per le donne invece va per la maggiore farsi mettere incinta da fidanzati o protettori, secondo quel che racconta Libero. Un uomo, a sostegno della sua domanda, ha rivelato di essere scappato dal Gambia perché suo padre lo voleva costringere a tutti i costi a sostenere un incontro di box a mani nude. Poi c'è chi ha contestato il rigetto della domanda d'asilo raccontando che tutte le notti in Mali gli appariva in sogno un diavolo che voleva fargli mangiare un piatto di riso. Pur di allungare la permanenza in Italia vale tutto, anche provare a dimostrare di aver lasciato il Senegal in quanto sì ricercato per avere disertato la leva, ma solo per stare vicino alla nonna. In Umbria, uno spacciatore tunisino, racconta infine Libero, l'ha fatta franca per anni, rivelando di essere palestinese. Il nome che aveva fornito a tutti era falso. E poi in generale l'identificazione dei soggetti che arrivano è un problema di enormi proporzioni. Poi, dopodiché, Libero fa qualche paragone con ciò che accade in Germania, Svezia e Francia dopo la pubblicità. Tasso zero in €1. E lei?
la questione dell'asilo. In Germania, Svezia e Francia, i tre paesi presi in considerazione oggi su Libero da Maurizio Stefanini. La Germania ha ricevuto l'anno scorso 202.645 richieste d'asilo, il triplo rispetto alle 77.000 del 2012, che nel 2013 erano già saliti a 127.000. La Costituzione tedesca, articolo 16, riconosce il diritto di protezione ai perseguitati politici. C'è un Ministero dell'Immigrazione, le cui sedi distaccate hanno il compito di decidere il riconoscimento o no dello status di rifugiato. L'iter inizia in uno dei 20 centri di prima accoglienza, dove si può rimanere per un massimo di 3 mesi. Da lì si passa presso un centro di seconda accoglienza, presso il quale la sede distaccata del Ministero dell'Immigrazione è collocata. Non esiste un limite formale di tempo entro il quale dare risposta. Generalmente, difficilmente si superano i 2 anni. Fin quando la risposta non arriva, non si può lasciare il centro di accoglienza, né lavorare né frequentare corsi di tedesco. Il riconoscimento dell'asilo comporta un primo permesso di soggiorno di 3 anni contro i 5 dell'Italia. Mentre da noi, alla scadenza dei 5 anni, si può ottenere la cittadinanza, in Germania i rifugiati possono chiedere solo un permesso a tempo indeterminato. Quanto alla Svezia, un altro dei paesi in cui le richieste di asilo sono cresciute sensibilmente, la Svezia è passata dalle 43.900 domande di asilo del 2012 alle 81.180 del 2014, al secondo posto dopo la Germania, ma con molta meno popolazione. L'ufficio immigrazione svedese garantisce al richiedente informazioni pratiche sul soggiorno e sui suoi diritti, un interprete, la possibilità di scegliere il sesso dei rappresentanti delle istituzioni che lo assisteranno, la possibilità di contatto con organizzazioni non governative per avere consiglio e appoggio, un sì o un no entro 6 mesi con possibilità di 2 gradi di ricorso. Fino al responso finale ha diritto il richiedente asilo non solo all'accoglienza, ma anche a un assegno depositato su una carta di credito. Dopo l'eventuale riconoscimento c'è diritto a residenza permanente, un piano di integrazione che dura in media 2 anni per aiutarlo a trovare lavoro e a imparare la lingua, cure mediche gratis o a basso prezzo, un appoggio economico per trovare casa. La cittadinanza può essere chiesta dopo 4 anni di residenza. Così in Svezia. Quanto alla Francia, la Francia è passata dalle 61.450 domande del 2012 alle 62.735 del 2014. Dopo Germania e Svezia, al terzo posto l'anno scorso per numero di richieste d'asilo. Prima di fare domanda d'asilo bisogna chiedere alla prefettura un permesso che può richiedere anche 5 mesi. Poiché bisogna indicare alla prefettura un domicilio, molti dichiarano la sede di un'associazione. Nell'attesa dormono per strada. La prefettura dà un'autorizzazione provvisoria di soggiorno di 1 mese, dopo la quale si entra nel centro d'accoglienza per richiedenti asilo. Si deve inviare la richiesta entro 21 giorni all'ufficio francese di protezione dei rifugiati e apolidi. È questo che dà lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria in tempi fra i 3 e i 7 mesi, durante i quali si riceve un contributo di 11,01 euro al giorno e si può chiedere alloggio in un centro di accoglienza emergenziale. Dopo 1 anno d'attesa o in fase di ricorso, il richiedente asilo in Francia può chiedere alla prefettura un'autorizzazione di lavoro che può essere rifiutata. Ottenuta una protezione, il rifugiato deve recarsi presso l'ufficio francese immigrazione per sottoscrivere il contratto di accoglienza e integrazione, che prevede una giornata di formazione civica sui valori della Repubblica, una sessione informativa sulla vita in Francia e un corso di francese di 400 ore. Lo status di rifugiato dà diritto a un permesso di soggiorno valido per 10 anni e a richiedere la nazionalità francese subito. Chi ha la protezione sussidiaria riceve una carta di soggiorno temporanea della durata di 1 anno. Può chiedere la cittadinanza dopo 5 anni di residenza. Questo è il regime in vigore per sommi capi in Germania, Svezia e Francia. Germania che ha ricevuto sì nel 2014 202.645 richieste di asilo contro le 64.800 presentate in Italia, ma ha rilasciato molti meno permessi di soggiorno ad immigrati nel 2014.
In Italia invece c'è stato il record europeo di rilascio di permessi di soggiorno, 130.000. Sono due canali diversi ovviamente, però in Italia ai 64.000 e passa che hanno fatto richiesta d'asilo, più gli altri che non l'hanno fatta ma che il Ministero dell'Interno ha sostanzialmente deciso, il che ha fatto alzare il sopracciglio alla Germania, di lasciare andare in sostanza. No? Non rispettiamo la Convenzione di Dublino, non prendiamo le generalità e non li fotosegnaliamo qui per evitare che poi li dobbiamo tenere. Quindi non contano, sono, non dico fantasmi, ma giù di lì. 64.800 invece hanno chiesto asilo l'anno scorso, 130.000 sono i permessi di soggiorno rilasciati dall'Italia. Quindi come minimo bisogna sommare 130.000 più 64.800 più i fantasmi. In Germania sono 202.000 le richieste di asilo, superiori evidentemente alle 64.800 italiane, sono molti meno invece di quelli italiani permessi di soggiorno rilasciati. Quindi per fare un totale bisogna fare la somma degli addendi. Questo per quanto riguarda per sommi capi la questione delle richieste di asilo in Italia. Parliamo oggi è quello a cui vi accennavo prima, ovvero quanto paghiamo in più. Non bastano gli interessi sul debito, ci sono anche le scommesse o premio assicurativo per proteggersi sul debito pubblico medesimo, ovvero i contratti finanziari derivati stipulati sul debito pubblico. La fregatura dei derivati la definisce così oggi Libero con l'articolo di Franco Bechis, che cerca di fare il punto dopo le ammissioni del ministro dell'economia, il quale ha appunto ammesso che c'è una voragine nei conti pubblici. A fine dell'anno scorso il Ministero del Tesoro perdeva, in teoria, 42,6 miliardi di euro e si preparava a pagarne subito quasi 17, che peraltro fanno crescere il debito pubblico. La perdita di 42,6 miliardi è teorica,
nel senso che attualmente se si chiudessero oggi tutti questi contratti derivati avremmo un buco, una perdita di 42,6 miliardi di euro. Dopo aver letto per settimane che sui cosiddetti derivati l'attuale perdita teorica di 42 miliardi e 600 milioni è virtuale, improvvisamente il ministro dell'economia Padoan ha cambiato marcia, ha invertito la rotta e dal Ministero del Tesoro esce l'intenzione di ristrutturare i contratti derivati. Si dà in sostanza l'impressione che quella perdita teorica sui derivati non sia poi solo esclusivamente teorica, ma sia vicina alla realtà, più di quanto si fosse immaginato fino ad oggi, perché altrimenti uno si rimette a riscrivere, a ricontrattare gli strumenti derivati. A scuotere il ministro dell'economia sono state le polemiche sia tecniche che politiche sull'eccessiva esposizione in derivati delle finanze pubbliche italiane. Se n'era occupato il quotidiano Libero, se n'è occupata domenica scorsa e non per la prima volta anche Milena Gabanelli nella puntata di Report su Rai 3. Il Ministero del Tesoro ha già perso sui derivati quasi 17 miliardi, 16 miliardi e 950 milioni di euro fra fine 2011 e fine 2014. Il dato evidenzia una gestione di quei contratti di riassicurazione o contratti derivati molto discutibile, visto che gli altri 18 paesi dell'area euro, Grecia, Portogallo, Irlanda e Cipro compresi, messi assieme tutti quanti, hanno perso nello stesso periodo meno dell'Italia, cioè dei suoi contribuenti, perché non è che stiamo parlando dell'Italia persona giuridica, stiamo parlando dei contribuenti della finanza pubblica. Dopo che le cifre sono emerse nell'ultimo rapporto dell'Eurostat, puntualizza oggi sul Libero Franco Bechis, non sono mancate le polemiche, anche politiche. Ancora ieri il capogruppo di Forza Italia, Brunetta, commentava: ma che bravi al Ministero dell'Economia, grande professionalità, ci hanno assicurato a caro prezzo sui rischi sbagliati. A quel punto dal Ministero del Tesoro è stata fatta filtrare la retromarcia, cioè la volontà comunicata dal ministro Padoan di ricontrattare questi contratti sui derivati. Prima si è fatto presente che la perdita virtuale da 42 miliardi e 600 milioni di euro non può più crescere perché deriva dalla discesa dei tassi di interesse. Il Ministero del Tesoro si era invece assicurato sul contrario, su un possibile rialzo dei tassi. Comunque, oltre lo zero non può andare il tasso di interesse. Poi è arrivato il nuovo slogan per confondere le acque. Il ministro ha parlato di phasing out. Cosa vuol dire? Il Ministero dell'Economia ha tradotto questa espressione inglese, phasing out, in parole più povere, come processo di dismissione di alcune tipologie di derivati e ristrutturazione di altre. Cosa significa? Chiudiamo alcuni contratti e ne ristrutturiamo o ne ricontrattiamo altri. È un annuncio molto rischioso, secondo Franco Bechis, per il debito pubblico italiano e per le tasche soprattutto dei contribuenti. Perché? Perché ristrutturare o dismettere significa far emergere le perdite che ci sono su ogni contratto. Da virtuale la perdita diventa reale. Detta così sembra un'operazione suicida. Per le nuove regole di contabilità dei bilanci pubblici stabilite nel 2010 ed entrate in vigore nel 2013, quei derivati chiusi o ristrutturati trasformerebbero la valutazione da teorica della perdita del rischio in un aumento pratico concreto del debito pubblico italiano e creerebbero guai seri dovuti al trattato sul Fiscal Compact, trattato sulla riduzione del debito fino alla soglia del 60% sul PIL entro 20 anni. I contratti derivati sottoscritti dallo Stato italiano nelle loro varie articolazioni attualmente in essere ammontano, per quanto riguarda lo Stato centrale, ma anche le regioni, province e comuni, i diversi livelli di governo, diciamo così, i contratti derivati sottoscritti in tutta Italia ammontano a 187 miliardi e 900 milioni di euro. Di questi, 163 miliardi e 100 milioni riguardano lo Stato centrale. È su questa somma che si sta verificando oggi
la perdita definita potenziale teorica di 42 miliardi e 600 milioni, un buco spaventosamente grande, pari al 25% del valore nominale di tutti i contratti esistenti. 188 miliardi in sostanza in tutta Italia, compresi regioni, province e comuni, 163,1 miliardi riguardano lo Stato centrale. In una famiglia o in un'impresa, nota Franco Bechis, che non abbia intenzione di fallire, la campanella d'allarme sarebbe già suonata. Con il classico basta perdite appena si fossero superati i 16-17 miliardi di euro di perdite, il 10% del valore nominale. A quel punto sarebbe stato saggio chiudere o ristrutturare i contratti in essere. Farlo oggi è tardivo, scrive Franco Bechis, e questo creerebbe grande danno alla finanza pubblica. Lo ha spiegato il professore della Bocconi Marcello Minenna in Parlamento. Quelle perdite, ha detto, diventano immediatamente debito pubblico che cresce, che aumenta. Perché allora il Ministero del Tesoro, il Ministero dell'Economia, Padoan, ha fatto un simile annuncio, quello di voler ricontrattare o chiudere determinati derivati sottoscritti dallo Stato italiano? La risposta è nel contenuto dei contratti, che inspiegabilmente è secretato dal governo italiano, e che sia secretato, e lo sarà ancora, lo ribadisce proprio oggi in un'intervista al Corriere l'alta funzionaria del Ministero dell'Economia, Maria Cannata, che si occupa del debito pubblico. Il contenuto di questi contratti è segreto e lo resterà. È lì che sono contenute però le clausole e le penali che il popolo italiano deve pagare per l'estinzione anticipata, e naturalmente la questione riguarda anche le banche contraenti che sono dell'affare. È lì che può esserci l'unica risposta possibile per cui il Ministero dell'Economia abbia deciso di rivedere il tutto. È stato dato alle banche un vantaggio così grande che le perdite rischiano di salire ben oltre quel 25% del valore nominale. Allora si rischia di meno a disdettare adesso, pagando le misteriose penali che sono contrattualmente previste, misteriose perché sottoposte al segreto. La questione era già emersa qualche tempo fa ed era stata affrontata in maniera diretta anche con un'intervista dal procuratore di Trani. L'intervista era stata fatta sempre su Libero il 3 marzo scorso da Giacomo Amadori. Era uscito, vi ricorderete forse, la storia della truffa da 2 miliardi e mezzo di euro che il processo di Trani aveva reso pubblica. Se ne erano occupati diversi quotidiani, in particolare il Corriere della Sera, ma anche il Fatto Quotidiano, il Giornale e il Libero. Il processo di Trani aveva messo in luce che cosa? Che l'Italia era stata declassata ingiustamente e aveva pagato la banca d'affari Morgan Stanley, che a sua volta era azionista della società che aveva declassato l'Italia, cioè la Standard & Poor's, e nessuno aveva fatto controlli. Il tutto era costato, nel caso specifico, 2 miliardi e mezzo di euro, e il governo e il Ministero del Tesoro non si erano neanche costituiti parte civile. Di questo aveva parlato per esempio Stefano Zurlo sul Giornale, Marco Palombi sul Fatto Quotidiano, e la questione era quella di aver favorito le banche. Anche all'epoca, all'inizio di marzo, il governo non aveva dato i numeri, non aveva fornito le cifre corrette. Nel 2011, Mario Monti, l'Italia pagò 2 miliardi e mezzo alla banca americana Morgan Stanley. Si parlò di regalo. Clausole simili sono state esercitate anche l'anno scorso, ma non si è capito bene quale fosse la perdita. Lo Stato italiano ha fatto o non ha fatto abbastanza per evitare di regalare 2 miliardi e mezzo di euro alla Morgan Stanley nel 2011, decisione presa dal governo di Mario Monti, quando la banca d'affari americana decise di chiudere un derivato che aveva sottoscritto nel 94? Lo Stato ha fatto tutto quello che doveva oppure no? Era la domanda che si era posta anche la procura di Trani, procura che ha istruito il processo alle agenzie di rating Standard & Poor's e all'altra agenzia Fitch, entrambe accusate di aver manipolato il mercato e di aver scatenato la speculazione finanziaria contro l'Italia. La vicenda in sintesi è questa: la Morgan Stanley firma con lo Stato italiano un contratto derivato nel 1994. A Palazzo Chigi c'è Lamberto Dini, al Ministero delle Finanze Augusto Fantozzi, poi
ricco liquidatore di Alitalia da ultimo. Lo stesso Dini è ministro del Tesoro, direttore generale del Ministero del Tesoro Mario Draghi, attualmente governatore della Banca Centrale Europea. Per motivi che non si sono mai capiti, il contratto prevedeva una clausola che consentiva alla Morgan Stanley una uscita unilaterale dal contratto. Insomma, se qualcosa andava male, la banca americana poteva chiedere di rientrare prima della scadenza. Questa facoltà non era invece concessa allo Stato italiano, firmatario dall'altra parte del medesimo contratto. E questo accade esattamente nel 2011. Perché? Perché le agenzie di rating declassano il debito pubblico italiano in estate, compresa la Standard & Poor's, che però è controllata da McGraw-Hill, colosso finanziario tra i cui azionisti c'è proprio la Morgan Stanley, e a New York rivolevano i loro soldi. I soldi li ebbero dal governo di Mario Monti, subentrato a Berlusconi, 2 miliardi e mezzo di perdita per le casse italiane. Perché? Perché la Morgan Stanley aveva la facoltà contrattualmente prevista di uscirsene dal contratto quando voleva, e specialmente, anzi subordinatamente, a un declassamento del debito. Il debito viene declassato anche dall'agenzia Standard & Poor's, oltre che da Fitch, ma Standard & Poor's è controllata dalla banca che si avvale del declassamento del debito per uscire dal contratto guadagnandoci. La facoltà di uscire unilateralmente dal contratto invece lo Stato italiano non la riservò per se stesso. E qui si incuneò l'inchiesta della Procura di Trani, che parlò di conflitti di interesse fra la Standard & Poor's e la banca che la controllava, cioè Morgan Stanley, e notava anche una certa inerzia del Ministero del Tesoro italiano. Insomma, lo Stato italiano ha fatto di tutto per difendere i soldi dei contribuenti che poi invece sono stati pagati alla Morgan Stanley dal governo Monti, oppure no? Maria Cannata, la responsabile del debito pubblico al Ministero del Tesoro, veglia, diciamo così, sul debito pubblico italiano la dottoressa Cannata dal lontano anno 2000. Maria Cannata ha spiegato ai pubblici ministeri nel maggio dell'anno scorso che lo Stato italiano non poteva fare altro perché il mercato non avrebbe capito una cosa così. Reputazionalmente sarebbe stato deleterio, come ricusare un giudice, cioè opporsi al pagamento di 2 miliardi e mezzo avrebbe causato danni di immagine e di reputazione allo Stato italiano. In sostanza, il contratto metteva la pistola in mano alla Morgan Stanley. Il contratto firmato a suo tempo da Ciampi, Dini, Fantozzi, Draghi, direttore generale del Tesoro all'epoca, nel 94, quando fu firmato il contratto. I banchieri americani hanno semplicemente usato la pistola quando hanno voluto, ma la pistola gliela metteva in mano il contratto firmato dai pistola, sia detto con simpatia, che all'epoca hanno firmato appunto il contratto che metteva la pistola in mano alla Morgan Stanley. Contestare gli accordi avrebbe significato non ottenere più prestiti dal mercato, perché poi, ha detto la dottoressa Cannata, chi si fida di uno che ricusa le clausole di un contratto addirittura 17 anni dopo la firma? Il ragionamento in teoria non fa una piega e coincide con quanto dichiarato dalla stessa dottoressa Cannata in Parlamento durante un'indagine sui derivati. La perdita sarebbe stata maggiore se all'epoca il Ministero del Tesoro non avesse negoziato al suo meglio, ha detto la dottoressa Cannata ai deputati della Commissione Finanze. In sostanza, però, il caso era esemplificativo e interessante, tanto che vale la pena di rileggere l'intervista che il procuratore di Trani aveva rilasciato proprio su questa storia. Il pubblico ministero della Procura di Trani, Michele Ruggero, che ha condotto a processo, per così dire, i vertici dell'agenzia statunitense Standard & Poor's, quella di cui abbiamo parlato prima, con l'accusa di manipolazione del mercato. Il movente dei declassamenti del debito pubblico fatti dalla Standard & Poor's, secondo il magistrato, sarebbe stato proprio la clausola di rescissione anticipata del contratto derivato che il governo italiano stipulò con la banca d'affari statunitense Morgan Stanley, quel contratto del 94 di cui abbiamo detto. 2 miliardi e 567 milioni di euro furono pagati da Mario Monti, dal governo Monti, il 3 gennaio del 2012, senza tentennamenti, senza che neanche lo Stato si costituisse parte civile.
nonostante ci fosse in corso un processo, appunto, un procedimento giudiziario che era quello appunto della procura di Trani contro la Standard Poor's, che non è ancora finito. Lo scorso 10 febbraio Maria Cannata, capo della direzione debito pubblico del Ministero dell'Economia, ha depositato alla Camera una relazione nella quale afferma che tra le situazioni critiche che si è dovuto fronteggiare nei momenti peggiori della crisi è emersa in particolare la ristrutturazione, funzionale alla successiva chiusura, di diverse posizioni in contratti derivati con Morgan Stanley, realizzata tra dicembre 2011 e gennaio 2012. La peculiarità di queste operazioni risiedeva nella presenza di una clausola di estinzione anticipata unica nel suo genere, perché attribuita non ad una singola operazione, bensì presente nel contratto quadro in essere con la controparte, cioè con lo Stato italiano, e ricomprendente tutte le operazioni sottoscritte con quella banca, cioè la clausola era talmente estesa che consentiva alla Morgan Stanley di chiudere tutte le operazioni con lo Stato italiano che volesse. Il contratto quadro, come dicevamo, fu sottoscritto, e l'ho ricordato anche la dottoressa Cannata, nel gennaio del 94 e prevedeva il diritto di chiudere anticipatamente i contratti in essere al verificarsi del superamento di un certo limite prestabilito di esposizione della controparte nei confronti della Repubblica Italiana. Tale limite era di importo contenuto, 150 milioni, se la Repubblica Italiana avesse avuto un giudizio, un rating di AAA, 75 milioni nel caso in cui il rating fosse di doppia A, 50 milioni nel caso il rating fosse di singola A. A sono le lettere con cui le agenzie di rating valutano il debito pubblico italiano. Insomma, nel momento in cui le agenzie di rating avessero valutato AAA il debito italiano, la banca d'affari Morgan Stanley poteva comunque chiudere il contratto unilateralmente. Solo lei poteva deciderlo, questo garantiva il contratto firmato nel 94, nel momento in cui l'esposizione della Morgan Stanley nei confronti dell'Italia avesse superato i 150 milioni. 75 milioni se il rating era di doppia A, 50 milioni di singola A. Quindi il declassamento era una delle del debito pubblico italiano, era una delle condizioni che rendevano possibile alla banca americana di ritirarsi unilateralmente dal contratto facendosi pagare quel famoso 2 miliardi e mezzo di euro che alla fine poi il governo Monti pagherà. Però il contratto era molto favorevole alla Morgan Stanley, quello firmato nel 1994. E in estrema sintesi, chi lo ha firmato quel contratto là? A mettere quel cappio, perché poi ce ne sono altri contratti derivati, perdita in questo momento 42 miliardi teorici, 18 miliardi, 17 qualcosa, negli ultimi 4 anni abbiamo pagato come contribuenti per onorare questo tipo di contratti. In ogni caso, quello lì del 94, in base al quale la Morgan Stanley il 3 gennaio del 2012 viene pagata 2 miliardi e mezzo di euro, questo cappio contrattuale al collo dell'Italia lo mise il governo Ciampi. All'epoca il ministro del Tesoro era Paolo Barucci, il direttore generale del Ministero del Tesoro era un certo Mario Draghi. Oissa! Oissa!
italiano. A mettere il cappio al collo, usa questa espressione Giacomo Amadori sulla scorta dell'inchiesta della Procura di Trani su questo caso specifico, quello della Morgan Stanley. A mettere il cappio al collo a noi, cioè ai contribuenti italiani, furono Ciampi, Barucci e un certo Mario Draghi. Nonostante le soglie fossero state superate da anni, quelle soglie che consentivano alla Morgan Stanley di recedere unilateralmente dal contratto, la banca americana non aveva mai voluto far valere la clausola, aveva spiegato ancora la dottoressa Cannata in Parlamento. Tuttavia, alla fine del 2011, la situazione del credito della Repubblica Italiana appariva così fragile che la Morgan Stanley ritenne di non poter più tralasciare di potersi avvalere di quella clausola, di quella posizione di forza che la clausola le conferiva. Ignorare il vincolo contrattuale non era possibile, dice la Cannata, perché altrimenti se noi non avessimo pagato i 2,5 miliardi avremmo avuto un danno di reputazione. Visto che questo mondo è popolato di gente per bene, no? E quelli che guidano le banche d'affari, noi non pagando una clausola capestro avremmo avuto un danno di reputazione. Poi per carità era tutto scritto in un contratto, quindi il contratto l'hai firmato nel 94, in quegli anni favolosi, 94, 96, 97, quando Mario Draghi è stato l'ineguagliato e ineguagliabile direttore generale del Ministero del Tesoro, negli anni in cui si fecero le privatizzazioni, quelle che dovevano risanare non solo il debito pubblico, che infatti è aumentato, ma anche generare la concorrenza, introdurre il mercato nei servizi fondamentali, dalla telefonia al gas, alla luce, all'acqua. No? Infatti è andata così, come sappiamo benissimo, a una ventina d'anni di distanza è andata proprio esattamente così. Le meravigliose privatizzazioni dell'epoca Draghi, Ciampi, Dini e compagnia bella, tutti i banchieri, sostanzialmente, hanno generato il mercato in Italia, ci hanno risanato il debito pubblico, hanno risanato la finanza pubblica, ci hanno messo in condizioni fantastiche. Dobbiamo dire grazie per sempre a quegli illuminati uomini che ressero la cosa pubblica in quegli anni, nel 93-94, diciamo il post Tangentopoli e da lì in avanti. Tra l'altro Draghi fu anche l'artefice di quella fantastica operazione che condusse a mettere l'uomo giusto al posto giusto, alla Telecom, con l'affare Telecom Serbia successivo e la famosa madre di tutte le privatizzazioni, quella appunto della Telecom. Ma non divaghiamo troppo. Nel 2011, disarcionato il Berlusconi, arriva il Mario Monti che il 3 gennaio paga 2,5 miliardi alla Morgan Stanley, la quale nel frattempo, disarcionato il Berlusconi, ha detto beh io chiudo i contratti, sai che c'è, è arrivato l'ufficiale pagatore, questo qui paga e io incasso. E infatti Mario Monti ha pagato il 3 di gennaio del 2012 2 miliardi 567 milioni. Il tutto era ineluttabile, ha spiegato la direttora del debito pubblico al Ministero dell'Economia, perché intanto c'era un contratto, carta canta, hanno detto gli americani, e dall'altra parte c'era un danno di immagine, di reputazione se noi non avessimo pagato. Quindi Mario Monti arriva, guarda caso poi coincide con l'arrivo di Mario Monti il fatto che la banca d'affari dice adesso passo all'incasso. Finché c'era il deprecato Berlusconi stiamo lì, guardiamo un attimo, perché magari quello lì non mi paga forse, o forse magari Tremonti si oppone, chi lo sa. Quando arriva Mario Monti lì non c'è più nessun dubbio, la banca d'affari americana passa all'incasso con straordinaria celerità, velocissimamente, e il 3 di gennaio, la prima cosa che fa col nuovo anno, Mario Monti stacca l'assegno 2 miliardi e 567 milioni di euro alla Morgan Stanley. Il tutto era ineluttabile, se no ci avremmo fatto una figura di palta, danno reputazionale, visto che si tratta tra gentiluomini, evidentemente, perché da Morgan Stanley a Goldman Sachs, Draghi, Ciampi, eccetera, tutta gente irreprensibile. Ricordati che tieni famiglia, dicono le persone irreprensibili per convincere i manager pubblici a sloggiare dalla società che dirigono. Ricordati che tieni famiglia. Tra gente irreprensibile il danno reputazionale potrebbe essere gravissimo, no? Quindi se non pagavo, questi gentiluomini mi avrebbero guardato male e l'Italia sarebbe stata danneggiata. Quindi per interesse nazionale, per onorare i contratti e per tenere alta la reputazione, 2 miliardi e 567 milioni paga Mario Monti il 3 gennaio. Il PM di Trani non la pensa così. Dice, secondo me non era ineluttabile che costringessimo il contribuente italiano a cacciare il soldo.
A me non interessa chi ha assicurato quella clausola unilaterale, ma chi se ne è avvalso, dichiara il pubblico ministero della Procura di Trani, Michele Ruggero. È curioso che in Italia debba essere una procura molto piccola e un pubblico ministero di una procura molto piccola a interessarsi di un affare così grosso, tra l'altro. È curioso e significativo, però il ragionamento del PM è che la procura sia piccola o che non sia piccola, il pubblico ministero in questo caso fa un ragionamento. Il cervello del pubblico ministero della Procura di Trani funziona esattamente come, se non meglio, dei cervelli dei pubblici ministeri delle procure più grosse, quelle che magari sarebbero dovute occupare, visto che lo Stato centrale pare che abbia sede a Roma, si sarebbero dovute occupare procure un po' più grosse come quella di Roma, forse, della questione. Comunque, che sia Roma che sia Trani, il pubblico ministero ragiona così. A me non interessa chi ha assicurato quella clausola unilaterale, ma chi se ne è avvalso. Mi interessa dimostrare che cosa? Che il declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia Standard & Poor's era illegittimo e che il Ministero dell'Economia, allora guidato dal Premier Mario Monti ad interim, forse poteva aspettare un po' a pagare quei soldi a una banca che faceva parte dell'azionariato di chi ci ha declassati. Il discorso di prima. Chi ti declassa è Standard & Poor's, chi incassa è il controllore di Standard & Poor's, cioè la banca Morgan Stanley. Non c'è conflitto di interessi? È evidente. Cioè, se il giudizio di declassamento dal quale dipende la possibilità alla banca di incassare i soldi dipende da una società che è controllata dalla banca medesima che ha interesse a incassare i soldi, è evidente. Allora poi c'è anche la coincidenza temporale. Finché c'era il governo Berlusconi, il deprecato, orrendo Berlusconi, i soldi non sono stati incassati dalla Morgan Stanley. Caduto Berlusconi, arriva un uomo del quale evidentemente la Morgan Stanley è più che sicura che farà quel che farà, cioè paga 2 miliardi e 560 milioni. Il problema è che non li paga lui, li paghiamo noi, i contribuenti italiani. Dunque ragiona anche il pubblico ministero, come ragiona male sto soggetto qua, forse il governo poteva aspettare un po', visto che c'era aperto anche il processo, proprio alla Procura di Trani. Quindi aspettiamo, poteva essere la scusa di Mario Monti. Aspettiamo che si chiuda il processo in corso su questa storia alla Procura di Trani. Dopodiché magari paghiamo. Però non pagare subito. Pagare subito, dice invece Mario Monti. Nel semestre in cui Standard & Poor's ha bastonato l'Italia, c'è stata una banca, Morgan Stanley, che ha battuto cassa col nostro governo, grazie a una clausola legata anche al nostro declassamento. Guarda caso, questa banca partecipa all'azionariato di Standard & Poor's, fa notare il magistrato, il pubblico ministero di Trani, Michele Ruggero. Guarda caso, questa banca partecipa all'azionariato dell'agenzia che ci ha declassato. Questo dimostra l'enorme conflitto di interessi in capo a queste agenzie. Mi interessa accertare gli effetti di quella gragnuola di colpi che abbiamo preso tra il maggio del 2011 e il gennaio del 2012, dice a Giacomo Amadori su Libero il pubblico ministero di Trani Michele Ruggero, intervista pubblicata martedì 3 marzo scorso. Mi interessa capire, insomma, quali siano stati gli effetti di quella gragnola di legnate di declassamenti all'Italia, che poi ha portato anche alla caduta del governo Berlusconi tra il maggio 2011 e poi il gennaio 2012. Ci furono 4 o 5 azioni di rating nei confronti dell'Italia, compresa una bocciatura preliminare quando era ancora ufficiosa la manovra correttiva di finanza pubblica di Giulio Tremonti, ministro dell'economia del governo Berlusconi. Fu un semestre assolutamente caldo per l'Italia. Qual è il reato che ipotizza la Procura di Trani, il PM Ruggero? La manipolazione del mercato nella misura in cui un immeritato declassamento rappresenta una falsa informazione al mercato. Infatti, tutte le volte in cui sono partiti i colpi contro l'Italia, l'agenzia sapeva che non li meritavamo, cioè che erano declassamenti non meritati, non conformi alla reale situazione economica dell'Italia. Come fa a dirla questa cosa il magistrato? Non lo dico io, lo dicono le intercettazioni telefoniche e le email tra gli analisti della Standard & Poor's che abbiamo sequestrato. La questione è interessante, ovvero sono gli stessi della Standard & Poor's che declassano l'Italia,
quando parlano tra di loro al telefono o si scambiano le mail, a dire sì, noi la declassiamo l'Italia, ma non se lo meriterebbe, secondo i criteri dell'analisi economico-finanziaria. Il responsabile italiano di Standard & Poor's, racconta ancora il magistrato, aveva avvertito i colleghi che quello che stavano scrivendo dell'Italia non corrispondeva a verità e per questo li pregava di togliere il nostro dai paesi destinatari del rating del giudizio negativo. Se questo lo mettevano nero su bianco loro stessi, Standard & Poor's, è chiaro che quel declassamento è un'informazione falsa ai mercati. E mi sembra anche chiaro il ragionamento che fa il pubblico ministero in questione, della Procura di Trani, il dottor Michele Ruggero, ovvero noi abbiamo sequestrato intercettazioni telefoniche e email tra gli analisti di Standard & Poor's che dicono proprio questo, che il declassamento dell'Italia, i declassamenti vari e i giudizi di Standard & Poor's non erano fondati sulla realtà. Lo dicono loro, parlando tra di loro, scrivendo mail tra di loro, alla banca medesima, o meglio, all'agenzia di rating Standard & Poor's, che poi è controllata dalla banca che alla fine incassa da Mario Monti. All'attuale ministro del Tesoro, Piercarlo Padoan, dice ancora il dottor Ruggero in questa intervista del 3 marzo scorso su Libero, Padoan allora era autorevole capo economista dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. All'attuale ministro Padoan, all'epoca capo economista OCSE, chiesi, dice Ruggero, se fosse d'accordo con quella retrocessione. Rispose che non lo era assolutamente, perché i dati economici fondamentali dell'Italia, durante l'orrendo governo Berlusconi e gli ultimi suoi mesi, dicevano tutt'altro, e l'ha riconosciuto anche l'attuale ministro Padoan. Durante le indagini, racconta ancora il magistrato della Procura di Trani che ha portato alla sbarra Standard & Poor's, durante le indagini abbiamo raccolto un coro unanime di pareri simili. Tutti, e dico tutti, da Mario Monti stesso fino a Mario Draghi, hanno assicurato che l'Italia non doveva essere declassata. Perché il Ministero dell'Economia dunque non si costituisce parte civile nel processo e perché neanche la Presidenza del Consiglio si costituisce parte civile? Punto di domanda bello grosso. Per questa mancata costituzione di parte civile, cioè parte danneggiata, che si reputa danneggiata, né la Presidenza del Consiglio né il Ministero dell'Economia si sono costituiti parte civile. Per questo in aula, a processo, a Trani, il magistrato si dichiara sorpreso e conferma nell'intervista. Lo confermo, sono sorpreso, ma non aggiungo altri commenti per non beccarmi un'azione disciplinare e la prego di non insistere perché ho famiglia anche io, ride il magistrato, che più o meno volontariamente, più o meno consapevolmente echeggia la frase di Mario Draghi: ricordati che tieni famiglia a Biagio Agnes, Telecom. Comunque ce la farò da solo a sostenere l'accusa in giudizio senza bisogno del Ministero, anche se penso che con la costituzione da parte del Ministero dell'Economia come parte civile questo sarebbe andato nell'interesse della comunità dei cittadini. Si permette di dire una tantum un pubblico ministero, il magistrato Michele Ruggero della Procura di Trani. Perché si è dichiarato sorpreso della mancata costituzione di parte civile, cioè parte lesa nel processo da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Economia? Perché la manipolazione di mercato, dice Ruggero, offende e danneggia dal punto di vista economico un paese. I nostri titoli diventano investimenti non più graditi. Per quale motivo il governo italiano sembra nemmeno voler chiedere un risarcimento per le bocciature che non meritava? Forse perché sono ingombranti i nomi di quelli che hanno stipulato i contratti derivati all'inizio, cioè Ciampi, Mario Draghi soprattutto, e all'epoca ministro del Tesoro era Paolo Barucci. Ma insomma i nomi grossi erano Ciampi e Draghi sostanzialmente. Questo lo domandi al governo, dice giustamente il magistrato. Quanto a Draghi verrà citato come testimone nel processo. Nelle intercettazioni tra gli operatori di Standard & Poor's emergeva che già nel giugno del 2011 c'era interesse per alcuni movimenti intorno al debito italiano, al declassamento, al rating dell'Italia. In una telefonata, un indagato della Standard & Poor's dice: aspetta che Berlusconi sta andando al Quirinale a dimettersi.
Le intercettazioni mandano segnali ben precisi. C'è un regolamento europeo, dice ancora il magistrato, che stabilisce che quando un'agenzia di rating ha maturato un resoconto, un report, una valutazione o altri atti di questo tipo, non può tenerli nel cassetto, cioè come dice il funzionario intercettato, aspetta a pubblicare che Berlusconi sta salendo a dimettersi. Ebbene, per regolamento europeo, una istituzione come questa, un'agenzia di rating che matura un resoconto, un giudizio, non può tenerlo nel cassetto, deve subito dirlo al mercato per trasparenza. Questi signori, invece, indugiavano, pilotavano la tempistica e questo significa anche influire sulla politica. Un progetto che qualcuno può chiamare anche complotto, dice chiaramente il dottor Michele Ruggero, pubblico ministero della Procura di Trani. Queste cifre non hanno, queste scelte e le cifre sottostanti non hanno favorito l'Italia e ovviamente ha pagato chi in quel momento stava al governo. Casualmente era l'orrendo Berlusconi. Che l'attuale esecutivo si costituisca parte civile, posso solo dire che lo spero, conclude il magistrato in questa sua chiacchierata con Giacomo Amadori di Libero il 3 marzo scorso. Dr. John, there must be a better world somewhere. Ci deve essere un mondo migliore da qualche parte. Ci deve essere di sicuro. Intanto, dopo aver intervistato il PM Ruggero, Giacomo Amadori è tornato su Libero, qualche giorno dopo, il 3 marzo scorso, sulla questione. L'intervista che il PM Ruggero ha rilasciato sulla speculazione di banche e agenzie di rating contro l'Italia sotto il governo Berlusconi, l'ultimo tratto del governo Berlusconi, sembrava caduta nel vuoto, scrive Amadori. Nessuno ha trovato interessante questo scoop su chi fosse l'autore materiale del contratto capestro sui derivati che ha costretto poi l'Italia a pagare 2 miliardi e mezzo e oltre di euro alla banca d'affari Morgan Stanley. Forse perché la Trimurti che ideò quel contratto capolavoro di scienza finanziaria era composta da Carlo Azeglio Ciampi, Presidente del Consiglio, Paolo Barucci, Ministro del Tesoro, Mario Draghi, allora direttore generale per essere precisi, del Ministero dell'Economia. 3 nomi che sui computer dei giornalisti si possono digitare oggi soltanto previa genuflessione. In realtà le grandi banche hanno avuto bisogno di 2 giorni per spostare l'artiglieria pesante e sparare ad alzo zero contro la piccola procura di Trani. Così, il giorno dopo l'intervista che abbiamo letto prima, sulla prima pagina del quotidiano di Confindustria, Il Sole 24 Ore, si leggeva questo titolo: Derivati Morgan Stanley svincolati dal rating Standard & Poor's. Traducendo, quello che al Sole 24 Ore non è andato giù è il collegamento ipotizzato dalla Procura di Trani fra il triplo declassamento da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's tra 2011 e 2012, declassamento dell'Italia, e il fatto che la banca d'affari Morgan Stanley, azionista dell'agenzia di rating Standard & Poor's,
Nello stesso periodo faceva valere una clausola anomala sottoscritta nel 94 per incassare 2 miliardi e 567 milioni. Claudio Gatti era l'autore dell'articolo sul Sole 24 Ore, che voleva dimostrare che i derivati della Morgan Stanley erano totalmente indipendenti dal giudizio della Standard & Poor's. Claudio Gatti cita il verbale depositato a Trani da Maria Cannata, direttore del Dipartimento Debito Pubblico del Ministero del Tesoro, secondo il quale la risoluzione anticipata dei contratti era legata non al declassamento da parte di Standard & Poor's, ma al verificarsi del superamento di un limite prestabilito di esposizione della banca americana nei confronti della Repubblica, e quel limite erano le bassissime soglie di sforamento stabilite nell'accordo Ciampi-Barucci-Draghi con la banca americana. Il giornalista del 24 Ore Gatti elenca 5 motivi per cui la ricostruzione della procura di Trani è uno scenario dietrologico, bizantino, dice il Sole 24 Ore, equiparabile a una specie di assurda teoria del complotto. Tuttavia nell'articolo non riporta un passaggio cruciale del verbale della dottoressa Cannata. Il PM Ruggero chiede infatti alla dottoressa Cannata, direttore debito pubblico Ministero Economia, esclude lei che la scelta di Morgan Stanley di azionare questa clausola non fosse collegata anche al peggioramento del debito sovrano italiano? Risponde la dottoressa Cannata: non è che lo escludo, dico che non è formalmente legato a quello. Il magistrato insiste e collega i declassamenti alla decisione della banca. Cannata cede: sì, certo, non hanno aiutato, questo sicuramente. Eppure, il 3 gennaio 2012, Mario Monti paga con celerità la penale, senza chiedere aiuto a un consulente finanziario né all'Avvocatura dello Stato. Una decisione che non è andata giù al procuratore Ruggero, visto che a Trani era già in atto il procedimento contro le agenzie di rating. Si poteva almeno cercare di prendere tempo. Il reato contestato dalla procura è quello di manipolazione del mercato finanziario. Le agenzie avrebbero declassato l'Italia in modo ingiustificato, come emerge da intercettazioni telefoniche e anche le mail all'interno della Standard & Poor's, paragonando la solidità del debito italiano a quello dell'Irlanda. Un accostamento impensabile e inconcepibile anche per la stessa dottoressa Cannata, ma anche per i vertici della stessa Standard & Poor's, come risulta dalle intercettazioni. Sull'ingiustizia di quella retrocessione, i testimoni favorevoli all'accusa hanno nomi del peso di Padoan, Tremonti, Mario Monti, 3 ex ministri economici di 3 diversi governi che sono tutti d'accordo sul punto: l'Italia non doveva essere declassata. Quello dei 2 miliardi e mezzo e rotti pagati a Morgan Stanley è uno dei moventi, ma non è il cuore del processo in corso in Puglia. Allora, perché mettere in prima pagina un articolo per smontare un'ipotesi investigativa secondaria, cioè il caso Morgan Stanley? Forse perché al giornale di Confindustria la teoria delle banche cattive e dell'Italia o dell'Europa sotto attacco non piaceva. Comunque anche il Corriere della Sera poi ha fatto retromarcia sulla vicenda, ma magari lo chiudiamo domani questo discorso, anche se è ormai abbastanza chiaro quello che è accaduto. La procura di Trani, isolata procura di provincia, ha messo il dito nella marmellata altrui, diciamo così, che poi sarebbe la nostra, perché la marmellata l'abbiamo pagata noi. Ci salutiamo qui, vediamo se l'ANSA ha messo altre notizie in prima pagina, non mi pare, anzi c'è un profilo dei 4 italiani morti in Nepal, 3 erano trentini, Renzo Benedetti, Marco Poier, Oscar Piazza, il quale faceva parte anche della spedizione di 4 speleologi. Del gruppo è morta anche Gigliola Mancinelli, medico anestesista, esperta nel soccorso. Con ciò noi ci salutiamo, buon pomeriggio a tutti. Selezionare i salumi e i formaggi migliori ci viene naturale, perché da buoni